Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG e ritorniamo a seguire aggiornamenti e novità anche dal Friuli Venezia Giulia. Ci spostiamo subito a Monfalcone, dove si è chiusa anche questa sesta edizione di Geografie. Sono state circa 6.900 le presenze in questo 2024, un festival che ha visto alternarsi sul palco 51 incontri, 40 autori, 24 presentatori, ha coinvolto oltre 1.500 studenti, ha fatto da cornice a 3 passeggiate tra Carso e mare. Dei numeri parleremo insieme in questo servizio l'assessore alla cultura Luca Fasan di Monfalcone e è un momento anche per tornare a parlare del libro del sindaco di Monfalcone, Anna Cisint. È stato presentato proprio durante questa sesta edizione di Geografie, si chiama Ora basta, immigrazione, islamizzazione e sottomissione, Science Publishing, e durante la presentazione presenti sul palco Giuseppe Cruciani e Fabio Biloslavo. Ne andiamo a parlare insieme al sindaco. Anna Cisint. La presentazione di Ora basta, che è il mio primo libro che durante il Festival Geografie abbiamo offerto, è andato benissimo. Intanto ringrazio le più di 520 persone presenti che mi hanno dato veramente una grande energia e con i loro applausi un sostegno di cui ho davvero bisogno. E poi perché comunque la presenza anche di persone che si sono addentrate proprio nei concetti che all'interno di questo libro sono raccontati e sono stati di grande utilità. Il libro tratta ovviamente del pericolo della presenza islamista e integralista che su questo territorio produce problematiche non da poco. Mi riferisco ad esempio a tutta la questione delle donne che sono ovviamente nell'Islam considerate inferiori all'uomo, ma anche quello delle bambine. Nel libro racconto ad esempio di situazioni che ho affrontato con le ragazzine che sono scappate da casa, che si sono salvate tra virgolette con tanta forza, ribellandosi a questa modalità che fa passare la ragazzina dalla tutela del papà a quella del marito spesso non scelto da queste ragazze ancora minorenni peraltro. E poi mi addentro nel racconto, che è un'intervista condotta da Lucio Gregoretti, mi addentro in tante analisi che sono sicuramente quelle riferite al territorio, ma che sono quelle anche di una dimensione più ampia, raccontando poi alla fine che la situazione è addirittura peggiore di quella che immaginavo nel momento in cui mi sono approcciata 7 anni fa e in questi anni ad affrontare la questione, il tema dell'Islam integralista. Devo dire che una parte importante è dedicata anche a questa differenza rispetto alla nostra cultura, che non viene accettata e che racconta quali sono i punti di maggior attrito, addirittura con la legge italiana, no? Perché è certo che quando la legge italiana si contraddice con la legge coranica, per le comunità prevale la legge coranica. Affronto il tema delle moschee, affronto il tema delle ragazzine, affronto il tema anche della non accettazione della sacralità della vita, della parità tra uomo e donna e anche del valore della famiglia. In una buona parte dell'ambito, diciamo, della legislazione musulmana è prevista ed è tollerata la poligamia, un uomo può avere fino a 4 mogli, la donna non può ripudiare il marito, insomma è un mondo davvero da approfondire. Quindi chi vuole lo trova a Monfalcone, lo trova nelle librerie. Ora basta ha un significato anche di valore per il futuro del nostro territorio, non soltanto di Monfalcone ma del nostro paese. Un'edizione straordinaria, questa della sesta di Monfalcone Geografie, che ha dato dei numeri fantastici. Pensate, un più 30% rispetto all'edizione del 2023. Non arrivano a caso questi numeri, abbiamo lavorato durante tutto l'anno, perché questo è un format che noi spalmiamo durante tutto quanto l'anno. Abbiamo fatto degli incontri a Trieste, a Udine, a Gorizia, a Pordenone, ma anche nei comuni più piccoli, come Fogliano di Puglie, come Gradisca quest'anno. L'altro anno eravamo stati a Ronchi dei Legionari e in altri comuni come San Canziano, per portare il grande valore di Geografie. È comunque spalmato tutto l'anno perché, ma non solamente perché l'abbiamo deciso noi, ma ci è stato chiesto dalle persone entusiaste che quest'anno sono venute a partecipare ai ben 40 appuntamenti che abbiamo avuto durante tutto il periodo di Geografie, dal 20 al 24 marzo. Quindi ovviamente lo porteremo anche nel periodo estivo con 5 appuntamenti sul litorale, da giugno fino ad agosto, e un appuntamento nel punto più a nord del Mar Mediterraneo. Partirà un battello che inaugureremo ovviamente
verso la fine di maggio, partirà un battello per unire due grandi valori, cioè il valore ovviamente di una presentazione libraria e quindi della cultura rispetto al nostro paesaggio marino. Ovviamente questa è una realtà che deve essere oltretutto spalmata anche nell'altra grande realtà del nostro territorio, che è quella del Carso.